Continuano gli appuntamenti dell'estate di destinazione Agrigento che hanno animato quartieri, centro storico e Valle dei Templi, una città viva di cultura, musica e spettacoli. Ieri sera, al 24 agosto, al piede del Tempio di Giunone, al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio, l'atteso allestimento esclusiva dell'Aida di Giuseppe Verdi a cura del Coro Lirico Mediterraneo e dell'Orchestra Città di Ferrara, che ha avuto tanto apprezzamento dal pubblico proveniente da tutta la Sicilia. Un cast di eccezione con Natascia Casca, Aida, Alberto Profeta, Ramades, Silvia Pasini, Amneris, Davide Cervera, Ramfis, Angelo Sapienza, il re d'Egitto, Francesco Cipri, un messaggero e Valentina Vinti, la sacerdotessa. Per l'assessore alla cultura Ciulla, uno spettacolo che può essere considerato il fiore all'occhiello di questa stagione. L'opera lirica con l'Aida era stata perfino agognata nei lontani anni 90 e finalmente è arrivata in esclusiva nella Valle dei Templi. Oggi, giovedì 25 agosto, è il momento di Capo Plaza. In atto la direzione del festival annuncia il sold out per il concerto di Tommaso Paradiso che si svolgerà il prossimo 27 agosto, a seguire quello di Elisa il 1 settembre Rama, il 9 settembre Coez, quindi il 10 settembre Drusilla Foer e per concludere Eros Ramazzotti con 2 concerti, uno giorno 9 già sold out e il 10 settembre con ancora qualche posto ancora disponibile.